Nel 2019 nuove assunzioni in Fincantieri Riva Trigoso, previste ricadute positive per la meccanica visto l'aumento delle commesse a livello nazionale, assunzioni anche a Sestri Ponente per la ricostruzione del ponte sul Polcevera. Chiavari porta in consiglio il bilancio di previsione 2019, cresce del 3% la tassa sui rifiuti mentre scende l'addizionale IRPEF, previste opere pubbliche per 14 milioni grazie allo sblocco del patto di stabilità. Via libera al rifacimento delle palestrine di via Gastaglia Chiavari, 570.000 euro la spesa prevista, inizio lavori a fine stagione sportiva. Non modernizziamo il Natale ma non mettiamo da parte il festeggiato, il Papa in udienza ha parlato delle sorprese di Dio invitando a sostare in silenzio dinanzi al presepe. Festa prenatalizia della scuola Pallavolo Carasco, presentata la carta etica, un progetto per l'Etiopia. Don Alessia Albertini ha invitato il mondo dello sport ad essere motivo di inclusione. Buongiorno a tutti, ben arrivati al TG13. In apertura i temi del lavoro, buone notizie per il nuovo anno per lo stabilimento Fincantieri di Riva Trigoso. Visto l'elevato carico di lavoro dell'azienda a livello nazionale, soprattutto nel croceristico, anche il nostro territorio avrà ricadute positive con un'espansione della meccanica e con nuove assunzioni. Sentiamo. Ci sono nuove commesse soprattutto sul comparto della croceristica per Fincantieri. Questo quanto è positivo anche per il cantiere di Riva Trigoso? Beh, questa è una cosa molto positiva perché Fincantieri sta godendo di un momento particolarmente favorevole, ha 104 navi nel portafoglio ordini a livello totale, il cruise sta vivendo un momento storico importante e queste commesse che principalmente verranno fatte in cantieri come Sestri Ponente, Monfalcone, Marghera e Ancona avranno ricadute positive sul cantiere qua di Riva Trigoso perché la meccanica servirà a diversi pezzi per queste navi, di solito gli impianti di stabilizzazione, le eliche e poi tutto quello che riguarda il servizio post vendita e l'aggiustaggio. Ricadute sui lavoratori? Sicuramente nel 2019 ci saranno ancora assunzioni, si porta avanti un trend positivo partito già da un paio d'anni. Nel 2017 ci sono state circa 30 assunzioni, altrettante nel 2018 e si prospetta un numero pari nel 2019. Naturalmente c'è anche il militare, qual è in questo momento il pacchetto di lavoro di Fincantieri a Riva Trigoso? Il pacchetto è importante, come sappiamo la legge navale è stata sbloccata già da un paio d'anni, ci sono una serie di pattugliatori, circa 6, ci sono ancora da terminare le ultime 2 FREM, delle quali una verrà varata all'inizio dell'anno nuovo, che è la 9ª, e la 10ª l'anno prossimo. E i pattugliatori comunque garantiranno lavoro per i prossimi 4-5 anni per lo stabilimento di Riva Trigoso. Ultima notizia, l'incarico a Fincantieri insieme ad altre 2 imprese per la ricostruzione del Ponte Morandi. Questo porterà qualche beneficio a Fincantieri in Liguria? Porterà dei benefici soprattutto al sito di Sestri Ponente che fa parte comunque della nostra provincia, oltre ad avere garanzie che Fincantieri è un'azienda che fa lavori di qualità e lavori che durano nel tempo, ci sa anche la certezza che il sito di Sestri Ponente anche lui assumerà diverse persone nel corso del 2019. La politica amministrativa, il Consiglio Comunale di Santa Margherita Ligure ha approvato ieri sera la riduzione della tassa sui rifiuti che scende del 20% per tutti i cittadini. La riduzione vale sia per le utenze domestiche sia per quelle commerciali. Approvate anche 2 modifiche al regolamento relativo allo smaltimento dei rifiuti che riguardano le persone che hanno più di 75 anni. La prima è relativa agli orari di esposizione dei rifiuti stessi. Gli ultra 75 anni nel periodo invernale potranno esporre i mastelli sul suolo pubblico già dalle 18 e non solo a partire dalle 20 come succede ora. La seconda invece rappresenta un'ulteriore agevolazione in materia tariffaria. Le persone che hanno più di 75 anni, se vivono a più di 400 metri dal luogo del conferimento dei rifiuti, potranno beneficiare di una riduzione del 30% sulla tariffa. Oggi alle 18 si riunisce il Consiglio Comunale di Chiavari, chiamato ad esaminare il bilancio 2019 e le tariffe comunali. Per il prossimo anno, grazie allo sblocco del patto di stabilità, la città potrà beneficiare di 14 milioni di euro di opere pubbliche. Novità anche per IRPEF e tariffa rifiuti.
Chiavari approva il bilancio di previsione 2019 entro la fine dell'anno. Per quanto riguarda le imposte e le tariffe, resta invariata l'IMU, la Tasi resta a zero, mentre ci sono novità per l'IRPEF, che scende, e per il nuovo piano finanziario per i costi del servizio rifiuti urbani, che andrà a gara in primavera. È previsto un piccolo incremento del 3%, in quanto l'amministrazione comunale intende salvaguardare 17 dipendenti del servizio nettezza urbano che non verranno esternalizzati, ma verranno mantenuti al Comune di Chiavari, che verranno utilizzati per altri servizi, vale a dire la pulizia dei fiumi, la pulizia dei bagni pubblici, per cui vi sarà un risparmio in termini di appalti su altri capitoli del bilancio. Prevedete però la riduzione dell'IRPEF. L'addizionale comunale IRPEF invece verrà ridotta di oltre 330.000 euro, passerà infatti dal 3,5 per 1000 al 3 per 1000. Vi ricordo l'evoluzione: nel 2016 era il 5,5, nel 2019 3,9, l'anno scorso la mia amministrazione l'ha ridotta al 3,5, quest'anno arriverà al 3. Il bilancio prevede anche 3 milioni di euro di opere pubbliche. A queste verranno poi sommate gli oltre 11 milioni di euro finanziati nel 2018 di opere pubbliche, che grazie alle gare vedranno poi l'effettiva esecuzione nell'anno 2019. Chiavari inoltre rinnova per 5 anni la convenzione con il Comune di Levi per la stazione unica appaltante, e ci sono novità per quanto riguarda le società partecipate. Le partecipate del Comune di Chiavari sono Marina Chiavari al 100%, l'Idro Tigullio col 20%, la Fondazione Regionale Investimenti Sociali e la Banca Popolare Etica. Questa è la novità. L'anno scorso avevamo deciso in Consiglio Comunale di venderla, quest'anno decidiamo di tenere queste azioni sulla Banca Popolare, in quanto potrebbe essere utile avviare convenzioni con enti no profit grazie a questo istituto che fa dell'etica la propria finalità. Inoltre abbiamo anche la partecipazione in AMT, non più ATP, che manteniamo. E questo pomeriggio alle 18:30 si riunirà anche il Consiglio Comunale di San Colombano Certenoli. In elenco ci sono una variazione al bilancio di previsione 2018-2020 ed una modifica all'accordo sui livelli di quantità e qualità dei servizi di trasporto pubblico locale della città metropolitana. Diverse le interpellanze e mozioni presentate dal gruppo di minoranza Territorio e Sviluppo. Tra queste si parlerà dei disservizi alla linea dell'energia elettrica e di quella della telefonia fissa. A Chiavari saranno completamente rifatte le palestrine di via Gastaldi, che si trovano accanto allo stadio comunale. Il progetto è stato approvato e i lavori inizieranno a fine stagione sportiva. La Giunta Comunale di Chiavari ha approvato il progetto definitivo ed esecutivo per rifare le palestrine di via Gastaldi, che ospitano le società di pesistica, judo, pugilato e lotta, per un totale di oltre 150 tesserati. L'immobile, di proprietà del Comune, vincolato, è ampio 785 metri quadri. I lavori inizieranno a fine primavera e dureranno circa 6 mesi. Nel dettaglio sono diversi gli interventi previsti. L'eliminazione dell'Eternit sulla copertura, con sostituzione in pannello coibentato preverniciato, in alluminio preverniciato, la riqualificazione dei prospetti principali dell'edificio, la ridistribuzione interna degli spazi con creazione di nuovi servizi igienici e spogliatoi differenziati per sesso, e la cosa importante, l'accessibilità per persone disabili di queste strutture sportive. Alla fine ciascuna società avrà i suoi accessi e i suoi spazi. Il tetto in Eternit verrà rimosso e sostituito con materiale coibentato, che garantirà anche un risparmio energetico. Gli impianti saranno suddivisi per ogni attività sportiva, indipendenti, e verranno installati sulla copertura una serie di pannelli solari che andranno a coadiuvarsi con delle piccole caldaie a gas per la produzione di acqua calda sanitaria. La spesa iniziale, prevista in circa 300.000 euro, è cresciuta fino a 570.000 perché il Comune ha recepito tutte le richieste avanzate dalle società sportive. La copertura finanziaria deriva dall'avanzo di amministrazione. Queste palestrine di via Gastaldi erano in condizioni pessime e durante la campagna elettorale poi abbiamo incentivato questo tipo di rapporto con la società, facendo anche in quelle circostanze delle promesse, però poi una volta elette abbiamo immediatamente incontrato io personalmente tutti i presidenti, abbiamo fatto degli ulteriori sopralluoghi e abbiamo portato avanti questo progetto. Noi avevamo anche in mente, e lo abbiamo tuttora, quello di promuovere il famoso centro polisportivo, di portare avanti quel progetto a San Pier di Canne,
però visto che probabilmente la procedura lì è un pochettino più lunga, abbiamo pensato di non perdere tempo e di dare un riscontro immediato mettendo a posto queste palestrine. Intanto, per quanto riguarda il palazzetto di San Pier di Canne, è pronto, in attesa dell'ultimo passaggio burocratico, il progetto definitivo per il primo lotto della completa riqualificazione interna ed esterna ed impiantistica. L'amministrazione comunale sta lavorando anche alla collocazione della pista di atletica invocata dalle società nell'area di Colmata, al posto di quella ex Italgas di Caperana, che ha problemi di natura idrogeologica. L'associazione partecipativa ribadisce la propria contrarietà alla costruzione del muraglione lungo il corso del fiume Entella, la cosiddetta diga per figli. In una nota l'associazione chiede ancora una volta che il progetto venga definitivamente abbandonato perché inutile sotto il profilo della messa in sicurezza complessiva del territorio. Partecipativa chiede invece la rimozione della barra sabbiosa alla foce dell'Entella, il ripristino delle sezioni originarie degli affluenti, la salvaguardia delle aree golenali dell'intero bacino imbrifero e dei principali torrenti Lavagna, Sturla e Graveglia e la manutenzione del reticolo idrico minore. Confermata l'allerta meteo gialla per neve sul bacino E che comprende la Val d'Aveto dalle 18 sino alle 6 di domani mattina, quindi è stata prorogata sino alle 6 di domani l'allerta gialla per neve ed ingloba anche il bacino B, come vediamo nella cartina dell'ultimo aggiornamento che arriva dall'ARPAL della Regione Liguria. Sull'area della Valle Stura e dell'entroterra di Savona sino alla Val Borbida l'allerta entra in vigore prima di quanto previsto, cioè alle 16 di oggi per terminare alle 6 di domani mattina. Giovedì infine saranno in allerta anche i comuni interni del Genovesato. Intanto vediamo alcune immagini invece che ci portano nel nostro entroterra dove vediamo appunto dal Monte Bue un leggero manto innevato anche se avvolto dalla foschia. Le temperature permangono sotto lo zero nella Val d'Aveto con i meno 1,5 gradi del Monte Bue, meno 4 al Prato della Cipolla, leggermente più alta la temperatura nelle località di Rocca d'Aveto con più 1,6 e a Rezzo Aglio con più 3,4 gradi. Sulla costa temperature leggermente al di sopra anche dei giorni precedenti. Andiamo ora ad aprire la pagina ecclesiale con l'udienza generale tenuta da Papa Francesco e incentrata sul tema Natale, le sorprese di Dio. La catechesi che ha pronunciato il Papa dinanzi a 7.000 fedeli che si sono radunati in aula Paolo VI. Il pontefice ha invitato tutti a non sbagliare festa, riempendosi di regali, pranzi e cene, ma non aiutando almeno un povero che assomiglia a Dio, venuto povero a Natale. La sorpresa più grande, ha spiegato il pontefice, arriva la notte di Natale. L'Altissimo è un piccolo bimbo. Ad accogliere il Salvatore non ci sono le autorità del tempo o del posto o gli ambasciatori. Sono semplici pastori che, sorpresi dagli angeli mentre lavorano di notte, accorrono senza indugio. Fare Natale, allora, ha chiarito Papa Francesco, è accogliere in terra le sorprese del cielo. Non si può vivere terra a terra quando il cielo ha portato le sue novità nel mondo. Con il primo Natale inizia un'epoca nuova, dove la vita non si programma ma si dona, dove non si vive più per sé in base ai propri gusti ma per Dio e con Dio, perché Natale è Dio con noi. Sentiamo un passaggio della catechesi del Papa. Non sarà Natale se cercheremo i bagliori lucinanti del mondo, se ci riempiremo di regali, pranzi e cene, ma non aiuteremo almeno un povero che assomiglia a Dio, perché a Natale Dio è venuto povero. Cari fratelli e sorelle, vi auguro buon Natale. Un Natale ricco di sorprese, ma delle sorprese di Gesù. Potranno sembrare sorprese scomode, ma sono i gusti di Dio. Se li sposeremo faremo a noi stessi una splendida sorpresa. Ognuno di noi ha nascosta nel cuore la capacità di sorprendersi. Lasciamoci sorprendere da Gesù in questo Natale. Grazie.
Un presepe vivente in uscita, non più nelle aule chiuse della scuola ma in pieno centro. È l'iniziativa di Natale portata in scena a Chiavari dall'Istituto Maria Luigia. Vediamo. Dalla cattedrale a Piazza San Giacomo è andato in scena a Chiavari il presepe vivente dell'Istituto Maria Luigia, non nel chiuso delle aule ma in pieno centro. La rappresentazione della Natività infatti ha avuto inizio sul sagrato della cattedrale e proseguita con canti di Natale lungo il Carruggio sino ad arrivare sul piazzale della chiesa di Rupinaro per l'adorazione davanti alla capanna. L'iniziativa si è svolta in collaborazione con la parrocchia e con l'associazione Amici di Simone Tanturli. Dalla scuola dell'infanzia, quindi dalla primavera, dai più piccoli fino alla scuola secondaria di primo grado, e saranno circa 250 bambini. Sono coinvolti anche genitori che ci hanno aiutati a preparare le varie postazioni e alcuni nonni che si sono offerti volontari di aiutare i bimbi nei vari mestieri. Seguiamo la stella. Venite tutti, paesani, mettiamoci in cammino. I bambini hanno rappresentato i mestieri di un tempo: falegnami, sarte, vasai, contadini, panettieri, lavandai e anche giocatori di carte. Tanto entusiasmo e voglia di riflettere sul Natale da parte anche dei loro familiari. Pietro, che cosa stai facendo? Sono il vignaiolo e siamo quelli che calpestano l'uva. È bello, secondo lei, portare il presepe vivente in città? Certo, è una cosa bella, almeno tendiamo un po' a ricapire il significato del Natale. E i bambini soprattutto cominciano a seguire le tradizioni. Chi c'è? Mamma e papà e lo zio e la nonna. Che cosa state insegnando ai ragazzi? Io ho insegnato il falegname. È bello portare l'annuncio di Gesù in mezzo a una città? Certo. Tutti devono ricordare che con la nascita di Gesù è cambiato il mondo, quindi bisogna che queste cose siano sempre ricordate, sempre fatte conoscere a chi è un po' più scettico, più distratto, diciamo. Rimaniamo in clima natalizio. La scuola pallavolo di Carasco ha invitato tutti gli atleti e le loro famiglie per un momento di scambio d'auguri. Quest'anno la festa è stata arricchita da diversi momenti e dalla presenza di Don Alessio Albertini, assistente ecclesiastico del CSI a livello nazionale. La festa della scuola di pallavolo Carasco è stata l'occasione per presentare la carta etica. In un clima prenatalizio, il richiamo ai valori che si possono esprimere anche attraverso l'attività atletica. Una carta molto semplice, tanti mi dicono che cos'è, che non è praticamente è un regolamento, diciamo, interno di comportamento con che riguarda i tre settori, no? Lo staff, gli atleti e i genitori. La società punta ad ottenere con i suoi atleti 3 obiettivi principali: incontrare amici, giocare a pallavolo, aiutare gli altri. In quest'ottica quest'anno viene proposto un gesto di carità per l'Etiopia. Raccoglieremo i fondi, che poi non sono neanche tantissimi, per comprare una mucca /2. Vuol dire che questa, animale rimarrà nostro e daremo i benefici in comodato d'uso a una famiglia o comunque a chi avrà necessità. Questo è un aiuto immediato. Ad arricchire la festa la presenza di Don Alessio Albertini, assistente ecclesiastico del CSI a livello nazionale. Il suo intervento, dal titolo Leali nello sport, ha sviluppato 2 aspetti: la lealtà di gioco e il saper spiccare il volo in palestra e nella vita. Per imparare a volare nella vita, per essere davvero capace di fare grandi cose, come invitava Papa Francesco, soprattutto noi del mondo del CSI, quando ci ha ricevuto in udienza, ha detto di non accontentarsi di un pareggio mediocre, ma di cercare la vittoria. Ecco, così deve essere per la vita. In conclusione, siamo vicini al Natale, che auguri si possono fare? E l'augurio più bello è che davvero quel mondo magico che sembra crearsi a Natale possa vedersi sempre. Lo sport è capace di intessere relazioni più di ogni altra agenzia e quindi questo è il primo augurio che mi sento di dire, che il Natale possa essere l'occasione per costruire una grande famiglia. E il secondo questo: un Signore che abita nei cieli, che si fa bambino e che viene ad abitare in questo mondo, lo fa per stare vicino
ai più poveri, ai più deboli, che lo sport non diventi un'occasione per creare ulteriori scarti e avanzi, che ci siano tante persone nello sport che si occupano di quelli che possiamo definire con un linguaggio sportivo poco appropriato, ma per intenderci, che sappiano farsi vicino anche ai più brocchi. Ora andiamo sul nostro sito teleradiopace.com. Al cenobio dei Dogi di Camogli è stata presentata l'associazione Ninindema, che da gennaio 2019 gestirà a Chiavari la nuova casa famiglia Fattore X. Il sodalizio, come spiega il presidente Stefano Gombini, oltre ad occuparsi della casa famiglia, cercherà di fare rete sul territorio e avviare sinergie per far capire cosa significa l'affido familiare. Per questo motivo saranno avviate delle iniziative insieme al Comune di Chiavari. Il mercato settimanale di Rapallo, temporaneamente sospeso per motivi di sicurezza, verrà ripristinato a partire da domani, giovedì 20 dicembre. Poiché il tratto di via Diaz, dove sono abitualmente collocati alcuni banchi del mercato del giovedì, è attualmente occupato dal cantiere per la posa in alveo del torrente Boate, dei collettori fognari del nuovo depuratore, i banchi saranno spostati nella vicina via Gramsci, che pertanto resterà chiusa la circolazione veicolare dalle 5 alle 15 di tutti i giovedì e nei giorni di eventuale recupero del mercato settimanale, questo sino al termine del cantiere. Nel periodo indicato è previsto anche il divieto di sosta con rimozione forzata. Ora sfogliamo insieme a Marco Revello le pagine dei quotidiani, poi ci ritroviamo con tutte le ultime notizie e gli aggiornamenti. Avvenire di oggi titola veramente a caratteri cubitali: accordo con l'Unione Europea, Conte e Juncker convergono sul deficit in manovra al 2,04%, oggi il via libera, evitata la procedura di infrazione, si cambia ancora sull'ecotassa, ok finale all'anticorruzione. E poi c'è la direttiva del Viminale, rifugiati, una stretta antiaccoglienza sui comuni virtuosi, SPRAR ridimensionati, bimbo malato negli Stati Uniti, madre non può vederlo. Yemen, appunto una yemenita bloccata, Mondragone, ragazzini in vendita e tutto insabbiato. E poi Genova, Renzo Piano e Salini per il nuovo ponte. Però Avvenire titola anche sul messaggio del Papa, la buona politica per una vera pace. Il Papa appunto fa conoscere il messaggio della giornata della pace: accogliere i migranti è un dovere. Turkson presenta il testo, l'ospitalità deve tenere conto delle reali possibilità, l'invito a lavorare per il bene comune, non per il proprio interesse, no alla strategia della paura. Veniamo al secolo XIX, che titola naturalmente sul ponte. Renzo Piano dice: il mio ponte è una ripartenza, sicuro, semplice e bello come Genova. Il commissario Bucci ufficializza l'incarico alla cordata Salina in Pregilo, Fincantieri e Italfer. L'opera costerà 202 milioni di euro, sarà completata entro un anno e percorribile dalla primavera 2020. Il commento di Roberto Nofrio, lo spiraglio di un nuovo orizzonte. In retroscena, l'incognita Tiranti, l'esame dei resti può diluire i tempi. E da Rapallo ospedale arriva un'offerta di gestione privata, vediamo da chi nel Levante. Ospedale di Rapallo, da Villa Esperia arriva un'offerta di gestione privata. Giuseppe Croce Bermondi, che è l'amministratore delegato di questa azienda del Pavese: qui ci sono grandi potenzialità, occorre frenare l'esodo dei pazienti e attirarne anche quelli da fuori regione. Il gruppo di Godiasco Salice Terme è nato nel 1951 a 350 dipendenti, fattura 20 milioni di euro l'anno. Ricordiamo che l'ospedale, quello Nostra Signora di Montallegro, inaugurato 8 anni fa, è costato 45 milioni di euro. E nei giorni scorsi questa ipotesi ha avuto l'appoggio di Puggioni della Lega e del vice sindaco Brigatti. Primo intervento aperto 24 ore, collegato al pronto soccorso. Veniamo ancora nelle pagine del Levante, secolo XIX, neve, nuova allerta dalle 18 di oggi, Santo Stefano Spera, sull'anello di Penna il manto è a quota 15 cm, temperature rigide ieri a Cabanne meno 8,4, mentre a Valle del Gramizza telefoni muti, scattano le proteste dei residenti di Santo Stefano d'Aveto.
È iniziata la corsa agli ultimi acquisti di regali di Natale. La Polizia Postale scende in campo con alcuni consigli utili per evitare truffe, soprattutto in rete. Per esempio, usare software e browser completi e aggiornati, avere un buon antivirus sul portatile, sul proprio PC, dare la preferenza a siti certificati o ufficiali, usare le app ufficiali dei negozi online, leggere sempre i commenti di altri acquirenti, usare soprattutto carte di credito ricaricabili e così via. Sul tema è stato realizzato un vademecum disponibile sul sito della Polizia di Stato, sul portale del commissariato e sulle relative pagine Facebook e Twitter. Ora andiamo in redazione, per noi oggi Maurizio Garreffa. Grazie Cristina, un saluto a tutti. Questa mattina a Genova sono stati presentati i risultati annuali del PSR, il piano di sviluppo rurale 2014-2020 di Regione Liguria. Le liquidazioni complessive sono state relative a 7.000 domande per oltre 71 milioni di euro, per cui, ha spiegato l'assessore regionale Stefano Mai, rispetto al target di spesa fissato a circa 62,8 milioni di euro c'è un margine di oltre 8 milioni. Entro fine anno comunque, conclude Mai, contiamo di finanziarne ulteriori. È un risultato positivo per il settore dell'agricoltura, soprattutto dopo i problemi degli anni scorsi con Agea e con il software per l'invio delle domande, ma ne parleremo ancora nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali. A te Cristina. Grazie, il TG13 termina qui, l'informazione di Telepace torna questa sera alle 19.15, 20.30, 22.45 con Tigullio oggi. Grazie dell'attenzione e buon proseguimento di giornata.